una pesca. C'era una volta un pesco stupendo, un giorno un uomo cercò di rubare solo una pesca, la pesca migliore, e altre non erano da considerare. La donna è come una pesca. Quando si accorse che non ci arrivava, chiese un aiuto al suo amico migliore, più alto di lui per poterla rubare, e su quell'amico ci poteva contare. La donna è come una pesca. Questi la colse e la tenne per sé, davvero amico quando ebbe mangiato, senza pensare al compagno stupito, gettò via il gocciolo che gli era rimasto. La donna è come una pesca. Un certo tempo passò ma non tanto, un altro uomo quel nocciolo ha visto, poi l'ha raccolto contento per sé, la storia è finita così. La donna è come una pesca. Per questa storia finita un po' male, una domanda per forza si impone, una domanda che senza risposta nasce il giudizio soltanto a chi ascolta. Domanda opportuna. Ma la pesca di chi è?